buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Startupper alla riscossa, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Abbiamo preso spunto da alcuni fatti di attualità, alcuni dati, alcune novità che riguardano il nostro territorio per andare a capire che cosa sta succedendo sul fronte delle startup e sul fronte delle imprese giovani, dei giovani imprenditori, per essere più precisi. Quali sono le due notizie della settimana? Da un lato una nuova iniziativa a sostegno delle start-up, quella lanciata da Confindustria Udine assieme a Friuli Innovazione con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, un percorso formativo tra aula e pratica dedicato proprio alle start-up, in particolare per aiutarle a presentarsi come si deve nel mercato. E poi i dati sulla qualità della vita del Sole 24 Ore che ci danno diverse indicazioni, diverse fotografie della nostra regione, dei nostri capoluoghi di provincia, che ci dicono, o per meglio dire ci confermano, come Udine non sia, almeno stando ai dati, terreno fertile per i giovani imprenditori. Udine è al 103° posto in Italia. In realtà non è una novità, dicevamo, è purtroppo un dato consolidato, ormai strutturale. Tutto questo per interrogarci, per cercare di capire se i dati corrispondono alla verità, se questo è un paese, se questa è una regione per giovani imprenditori, per start-up oppure no, che cosa c'è che non va, che non funziona, che cosa ostacola questo tipo di percorsi e invece se c'è qualcosa che spicca, che facilita i giovani che decidono di intraprendere, ma anche chi decide di attivare insomma una nuova realtà, una nuova impresa. Vado allora subito a presentarvi gli ospiti che abbiamo qui in studio questa sera, anticipandovi già che sentiremo anche delle storie di giovani imprenditori. Parto qui vicino a me, un saluto a Dajana Mejias Roman, che è founder e CEO di Viblio, una startup innovativa. Grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera a lei. Ci faremo poi insomma spiegare bene di che cosa si tratta. Intanto, leggendo proprio quello che c'è scritto nel sito internet quando si va alla pagina relativa, scopriamo che Viblio ci guida nel percorso di apprendimento nell'universo della conoscenza. Scopriremo poi naturalmente qualcosa in più nel corso della puntata. Un saluto e un ringraziamento per essere tornato in studio anche a Fabio Passon, giovani imprenditori di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie per essere in studio ed è anche vicepresidente dei giovani imprenditori europei, GEN, in questo caso è il nome dell'associazione. È tornata a trovarci in studio, la salutiamo e ringraziamo, Anna Turato, Coldiretti Giovani Impresa Friuli Venezia Giulia. Grazie anche a lei. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Insomma, cerchiamo dall'industria al commercio all'agricoltura, cerchiamo insomma di capire come stanno le cose. Partirei subito da Fabio Passon. Abbiamo detto dati, quelli relativi all'imprenditoria giovane, che sono purtroppo consolidati in questo territorio. Almeno i dati, la fotografia che scattano è quella. Corrispondono poi effettivamente alla realtà dei fatti? I dati che abbiamo, anche gli ultimi a livello camerale, purtroppo confermano che non siamo ai primi posti. Poi ci sono diverse classifiche e diverse graduatorie per cui oscilliamo a vari livelli. Sicuramente un dato che è consolidato è quello di non trovarci ai primi posti come imprenditoria giovanile. Ci sono dei percorsi che abbiamo fatto insieme ad Anna, insieme a tutti i giovani imprenditori delle varie associazioni di categoria negli anni, cercando di migliorare questa percezione che c'è anche all'esterno di una impresa giovane poco sviluppata nella nostra regione. E in realtà devo dirti che invece ci sono anche tanti segnali positivi, per cui insomma queste classifiche vanno sempre lette con un occhio un po' critico. Ci sono dei risultati molto soddisfacenti e ci sono invece dei settori dove
C'è molto da fare, abbiamo lavorato molto con la Regione anche negli anni cercando di facilitare o modificare i bandi dell'imprenditoria giovanile in modo da incentivare in qualche modo chi è giovane e vuole sviluppare quello che è un sogno nel cassetto, un'idea imprenditoriale e farla diventare poi un'attività vera e propria, una nuova partita IVA. C'è tanta strada da fare. Assolutamente sì. Vado da Anna Turato per capire insomma come stanno le cose. Ovviamente anche lei, giovane imprenditrice, un'azienda di famiglia, desiderio, la volontà di proseguire da un lato, ma anche di metterci del suo poi, no? Assolutamente, assolutamente è vero. Io condivido quello che ha detto Fabio, soprattutto quando si parla del fatto che queste statistiche, questi dati vanno anche letti, no? Secondo quelle che sono un po' le diverse correnti. Io posso dire quello che è un po' la fotografia del settore agricolo giovane in Friuli Venezia Giulia. Noi ad esempio abbiamo dati appunto della Camera di Commercio relativi al 2021 che invece ci dicono quanto la presenza giovanile in regione non sia comunque un dato così negativo e così da farci collocare poi agli ultimi posti, ma anzi è comunque, possiamo dire che contiamo quasi 800 aziende agricole condotte da giovani in regione, suddivise poi ovviamente per provincia, anche a seconda di quella che è la nostra conformazione territoriale, ma che ci fanno insomma stare in quella che è decisamente la media nazionale a livello di giovani under 35, parlo, che a livello nazionale appunto decidono di investire nel settore agricolo. Allora, prima di andare a scoprire che cos'è Viblio, di che cosa si occupa, direi di proporre il servizio che racconta di questa nuova iniziativa a sostegno delle start-up presentata a Palazzo Toriani, sede di Confindustria Udine nei giorni scorsi. Startup Academy, questo è il nome del progetto. Di fatto con il mese di gennaio partirà questo percorso di formazione e non solo. Proprio in queste settimane vengono selezionate start-up del territorio che poi accederanno a questo percorso. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato in occasione della presentazione di questo progetto. Imprenditoriali, ma anche a supportarle nella redazione del business plan e nell'accompagnamento durante il percorso iniziale di crescita. Con questi obiettivi nasce Startup Academy, percorso formativo di condivisione di esperienze, competenze e opportunità promosso da Confindustria Udine Friuli Innovazione con il supporto della Regione. L'associazione di Palazzo Toriani è stata la prima territoriale in Italia a lanciare, seguita poco dopo da Assolombarda, un progetto per start-up. È stato modificato lo statuto al fine di garantire 4 anni di iscrizione gratuita a queste realtà, come ricordato dalla vicepresidente Anna Mareschi Danieli. Sono 70 le start-up iscritte a Confindustria Udine. Nelle prossime settimane si concluderà la selezione delle prime 10 ad essere coinvolte nel nuovo progetto. Abbiamo riscontrato con l'attività che abbiamo svolto in questi anni con le start-up che tantissime volte la capacità del nuovo imprenditore è fortissima nel core del prodotto, del servizio o nella tecnologia. A volte ci sono delle carenze per quello che riguarda il modello di business, come approcciare il mercato e via dicendo. Ecco, su questo vogliamo lavorare per dare un supporto ulteriore a tutte queste nuove imprese. Startup Academy è strutturata per lavorare con circa 10 startup alla volta. Pensiamo di estenderla, arrivare a operare con circa 20 startup all'anno. Quando una nuova iniziativa si avvia è il momento più delicato, quello in cui può fallire per tanti motivi, e dare strumenti, metodologie, competenze ed esperienze per superare questa prima fase è fondamentale per permettere che poi possa camminare con le loro gambe. La nostra regione è una regione molto virtuosa perché c'è un grande spirito imprenditoriale. Quello che noi vogliamo dare in più è una strutturazione di metodologie e di competenze che permettano di convogliare nel giusto modo questo spirito che è molto forte nella nostra regione.
L'assessore regionale Alessia Rosolen, intervenuta alla presentazione, ha ricordato come Startup Academy si inserisca perfettamente nel quadro delle iniziative avviate dalla Regione per favorire la nascita di nuove realtà in Friuli Venezia Giulia ed attrarre talenti sul nostro territorio. E allora vado subito da Dajana Mejias Roman per capire intanto esattamente che cos'è Biblio, che cosa fa, che cosa propone. Grazie mille. Allora, innanzitutto Biblio è un'app, un sito, un applicativo in internet e anche mobile che permette al singolo individuo e alle aziende di avere un consiglio puntuale sulle strategie per lo sviluppo professionale delle figure professionali per ruolo, per competenze. In buona sostanza, se la dovessi raccontare in 2 parole, è un algoritmo di intelligenza artificiale che ti aiuta a scegliere, a ridurre la complessità della scelta del percorso per la riprofessionalizzazione, per la riqualificazione professionale. Ti dice esattamente quali sono le tendenze tecnologiche che il tuo ruolo, il ruolo del singolo individuo sta per affrontare, sta per subire, anche rischiando di diciamo abbassare il proprio livello di professionalità, e ti consente effettivamente di accedere ai contenuti di conoscenza, corsi, video, certificazione, podcast e stimoli che ti permettano di mantenerti aggiornato ed stimolato all'interno di un'esperienza di condivisione della conoscenza. E allora, normalmente quando si pensa, si sente il termine startup, si immagina ad un'iniziativa che parte da giovani che magari per la prima volta si approcciano al mercato, l'immagine magari è quella del garage dove sono sistemati computer, no, eccetera, eccetera. Ecco, questo sicuramente è un tipo di percorso, ma startup nascono anche da imprese già strutturate, da nuove idee che nascono in imprese già strutturate o da professionisti che nel loro percorso professionale decidono a un certo punto di magari prendere una strada diversa o comunque continuare sulla via principale ma sperimentando anche qualcosa di diverso. Lo dico perché questo è un po' il suo caso, consulente di Ambrosetti, cosa che continua a fare, giusto? Ma anche questa iniziativa che si affianca a... Sì. Allora, grazie Alessandra per la descrizione, non saprei fare meglio. Allora, prendere una decisione dopo 17 anni, come nel mio caso, di attività di consulenza e di insegnamento universitario, cioè riuscire a mettere in pratica un progetto imprenditoriale, fare questo passaggio è delicato, cioè hai una professionalità, sei abituato anche a sfidarti con progetti di livello internazionale e nazionale, e fare questo passaggio non è facile, per me almeno non lo è stato. Ho impiegato 3 anni a consolidare questa consapevolezza imprenditoriale, però continuo come principale expert in Ambrosetti, ma l'esperienza della consulenza, un po' in collegamento con quello che è l'Academy di Confindustria, trovo interessante che o hai l'esperienza per poter mettere in pratica le sfide di un'attività imprenditoriale, o quando intraprendi una nuova attività imprenditoriale le sfide sono talmente tante, l'energia, la motivazione, i valori che ti devono guidare al di là delle competenze è talmente forte che sicuramente quell'esperienza di 17 anni mi ha aiutato moltissimo. Quindi sicuramente apprezzato le iniziative di Confindustria, e i 17 anni, vi garantisco, non bastano per avere successo. Bisogna avere anche una matrice valoriale molto forte per conseguire sfide molto, molto difficili, quindi sicuramente sì. Allora ci fermiamo, facciamo una breve pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme. Di nuovo insieme con Elettroshock andiamo allora a sentire la prima storia che vi raccontiamo questa sera. Siamo nell'ambito del catering, Mimì Catering di Manzano è la realtà che siamo andati a conoscere con Anna Acremona e Luca Del Torre. Vediamo che cosa ci hanno raccontato. Un imprenditore non può permettersi di avere paura, deve essere perseverante. Un pizzico di paura ci vuole, così come un pizzico di follia se si vuole fare gli imprenditori. Avevamo 30 anni esatti, io e la mia socia, nonché la mia compagna Anna, e ci siamo buttati appunto nel mondo dell'imprenditoria unendo un po' le nostre competenze e la nostra passione.
nel processo di sviluppo dell'idea Luca ha scoperto l'esistenza di un corso organizzato con fondi regionali per diciamo, aiutare i giovani, gli aspiranti giovani imprenditori ad aprire le loro attività. La Casa di Mimì è il nostro ristorantino, nasce dalla nostra prima azienda nata 4 anni fa, che è Mimì Street Catering. Abbiamo iniziato a lavorare bene, è piaciuta molto l'idea, abbiamo degli allestimenti particolari, nello specifico una pepiaggio customizzata a baretto che utilizziamo per gli eventi. Abbiamo nell'ambito del settore wedding, quindi nei matrimoni, il rinfresco fuori dalla chiesa o fuori dal comune, che noi facciamo proprio con la nostra petta customizzata o con la nostra roulotte customizzata, che abbiamo fatto anche quella un annetto fa. Questo è un servizio che non esiste in Friuli, siamo i primi a farlo e permette appunto di festeggiare subito dopo la cerimonia. È piaciuta moltissimo, quindi siamo partiti molto bene. Il Covid ci ha bloccato, insomma, come tutti i colleghi, come tutto il mondo. La forza dell'imprenditore è poi capire da una problematica, creare poi, no, evolversi, insomma, no? Per cui da lì poi chiaramente siamo partiti con un discorso delivery piuttosto che asporti, consegne. L'attività di ristorazione è nata proprio a maggio del 2020 per poter fare qualcosa, perché l'azienda di catering era ferma. Abbiamo ricevuto l'anno scorso il riconoscimento di migliore giovane imprenditore dalla Camera di Commercio di Udine Pordenone. Il segreto del successo è la resilienza e la determinazione. La perseveranza. Ecco, poi ognuno ha la sua ricetta, ognuno insomma la racconta poi in maniera diversa anche nel caso di un percorso comune. Allora vado da Fabio Passona per dire questo. Questa è una storia, alcune le racconteremo, ce ne sono tante anche di storie di giovani che ci hanno creduto, che hanno fatto sicuramente una scommessa, c'è chi ci ha messo più coraggio, chi più determinazione, chi più passione, chi più competenze, però insomma alla fine ognuno trova la sua strada e anche trovare l'idea innovativa anche nei settori che sono quelli tradizionali sicuramente non è facile, ma poi insomma i risultati arrivano nonostante il Covid. Vabbè, hanno dato ovviamente la loro ricetta, ma è la ricetta che comunque vale, penso trasversalmente per tutti, la perseveranza, ma anche, parlava l'imprenditore poco fa, la capacità di adattamento al mutare del mondo. Hanno fatto partire in questo caso un'attività di catering, è arrivata la pandemia, ha bloccato gli eventi e si sono reinventati. Questa è una caratteristica, un esempio che avete portato questa sera, che abbiamo visto in questi anni essere un elemento trasversale. Ci siamo forse anche un po' stancati di sentire il termine resilienza, però oggi era forse anche un tema da affrontare, cioè la capacità di chi vuole partire con una nuova attività imprenditoriale di sapersi adeguare a un mondo che muta e in questi ultimi anni sta mutando molto velocemente, quindi una delle capacità oltre alla perseveranza è anche quella di sapersi adattare ed evolvere la propria idea di business a seconda dell'evoluzione del mercato. Torno da Anna Turato. Allora, il settore primario, l'agricoltura, magari lo immaginiamo, forse c'è anche qualche luogo comune di troppo come il settore della tradizione. Forse l'immagine che ha la maggior parte di noi è legato a quello che l'agricoltura era qualche anno fa. Oggi c'è moltissima innovazione, c'è tantissima tecnologia, in questo senso il ruolo e l'apporto che possono portare i giovani credo che sia di fondamentale importanza, laddove magari anche si ragiona all'interno di un'azienda di famiglia dove le cose sono sempre state fatte in un modo e magari si immagina che possa continuare così per sempre. Sì, sicuramente quella è la grandissima sfida, anche perché appunto, come si è detto, l'agricoltura di oggi non è più l'agricoltura che era banalmente all'epoca dei nostri nonni. È anche diventato un lavoro dove comunque le competenze e le conoscenze sono sempre più importanti. Vediamo che infatti anche i ragazzi che
che si iscrivono a scuole o anche all'università, che si laureano in discipline agrarie sono aumentati, e vediamo anche che è un settore che può sfruttare moltissimo le tecnologie, anche proprio come strumenti di supporto nel prendere decisioni, come strumenti per arrivare a svolgere un'agricoltura sempre più di precisione, quindi anche poi che possa portare a un sistema di produzione sempre più sostenibile, che poi è quello che trasversalmente facciamo tutti quanti all'interno delle nostre attività. È sicuramente diventato un comparto molto più innovativo, molto più moderno, e dove anche le possibilità di produzione, di processo, anche i prodotti sono sicuramente diversi e variegati. È diventato un settore multifunzionale. Oggi, parlando di agricoltura, sentiamo parlare anche di agriturismo, quindi di una parte sociale, una parte turistica, non solo la produzione in sé. Quindi sicuramente già questo è un esempio di come sia un settore che si è molto diversificato nel tempo. Allora, torno da Jana Mejias, perché adesso, sentendo appunto questa riflessione, pensavo a una cosa: indipendentemente dal settore dove l'imprenditore si muove, le competenze sono davvero tantissime, perché devi intenderti un po' di contabilità, devi essere un po' commercialista, devi intenderti un po' di diritto, stiamo parlando insomma delle piccole realtà ovviamente. È complicato perché poi nel momento in cui magari ci sono delle risorse a disposizione, ci sono dei fondi, ci sono dei bandi, è vero, ci sono, però ottenerli magari non è sempre così semplice. Sì, confermo. Allora, confermo due cose. La prima è noi, almeno parlo della mia categoria come startup innovativa, e quindi che è una componente di sviluppo che può creare un impatto disruptive, cioè di impatto forte, di cambiamento nei processi, nel modo di fare le cose. Sicuramente la leva sono la capacità di avere competenze molto forti, ma non bastano le competenze tecniche. Noi abbiamo riscontrato nelle ricerche, ma soprattutto nello sviluppo di questa tecnologia, che è molto importante la commissione di competenze tecniche, ma anche comportamentali, e quello che chiamiamo anche competenze trasversali. Quindi la resilienza è una competenza trasversale che è indipendente dal settore e dalla sfida. Una competenza comportamentale: un direttore finanziario oggi deve saper negoziare, competenza comportamentale, ma deve sapere anche leggere qual è l'impatto dei sistemi predittivi di intelligenza artificiale per analizzare il rischio, deve saper negoziare con le banche ma anche con i propri fornitori. Quindi il mondo, diventando complesso, ha sancito l'importanza sicuramente delle competenze. Il saper reperire fondi è fondamentale, nel caso della nostra startup è stato l'elemento centrale. Nessuno te lo insegna. Ecco, questa è qualcosa di interessante. E se ne parlava proprio in occasione della presentazione di Startup Academy in Confindustria. Di fatto che cosa succede? Dice, dal punto di vista delle idee innovative, dello spirito imprenditoriale, sicuramente c'è molto movimento anche nella nostra regione. Nel momento però in cui dobbiamo trasformare quell'idea in un progetto concreto e che sia sostenibile dal punto di vista economico, iniziano a insorgere i primi problemi. Immaginare un business model e poi redigere un business plan non è alla portata di tutti, ma quelli sono poi strumenti fondamentali quando si tratta di andare a convincere. Lì ci sono magari anche delle competenze relazionali che intervengono quando si tratta di andare a convincere il potenziale investitore e poi il potenziale cliente. Ecco, su quello c'è molto da lavorare, e su quello intende lavorare insomma il gruppo, il team di Confindustria. Adesso insomma siamo abituati, associamo spesso l'Europa a fondi, a contributi, comunque a risorse a disposizione. Sono sicuramente una grande opportunità, ecco, saperla cogliere insomma è fondamentale, ripeto, indipendentemente dal settore, dall'ambito, per i grandi, per i piccoli, piccolissimi. Soprattutto per i piccoli, sì, confermo. Diciamo, ci sono 3 livelli di competenza per riuscire ad affinare un'idea di business ed essere convincenti. Sicuramente un supporto nella modellizzazione, nel capire qual è il tuo prodotto e come arrivare al mercato e come trasformarlo in un modello scalabile è sicuramente un aspetto fondamentale e di fondamentale importanza, ma considero anche che esista anche una scienza, una metrica che consenta riuscire ad arrivare all'attendibilità, ad
assegnare attendibilità a un progetto, ma qualcosa che gli investitori continuano a dirmi che è molto importante è quando vedono un progetto portato da un team, un'alchimia di un team preparato che è guidato da valori forti, e questo purtroppo cioè, o ce l'hai o il progetto è dotato da questa componente oppure è difficile che ci sia, e voglio dire gli investitori guardano anche questo. Insomma, non basta il buon progetto da solo, non basta il buon team da solo, qui è un'alchimia, una sintesi davvero importante. Fabio Passon, vale per tutti davvero quello che stiamo dicendo, perché adesso quando parliamo di risorse a disposizione per partire con una nuova attività, per implementarla e farla evolvere in base anche a quello che ci succede attorno, questo è fondamentale in ogni ambito. Sì, vale un po' per tutti e non è una cosa banale. In realtà abbiamo visto che ci sono dei settori che in questo momento sono più dinamici perché si sono saputi adeguare, come dicevamo anche poco fa, e l'importante è riuscire a trovare la strada e il team giusto, e qui concordo con quello che abbiamo appena detto, perché se non abbiamo una capacità di fare lavoro di squadra, di saperci relazionare con l'esterno, possiamo essere dei bravi tecnici, cioè avere delle buone competenze nel nostro settore, nell'argomento che vogliamo sviluppare, un'ottima idea, ma poi avremo difficoltà a svilupparla. Quindi ben vengano le iniziative che abbiamo sentito oggi, ben vengano altre attività che si fanno anche nel mondo delle scuole, perché poi parlerei anche di questo, cioè i giovani imprenditori prima di tutto sono giovani, quindi dobbiamo incominciare a, secondo me, raccontare il mondo dell'impresa anche magari nelle scuole superiori e anche prima. Allora facciamo un'altra pausa per la pubblicità, poi abbiamo altre storie da raccontarvi, rimanete sintonizzati su Telefriuli. Eccoci di nuovo in studio con Elettroshock, andiamo a sentire subito un'altra storia, così raccogliamo anche degli spunti da sviluppare poi in studio. Andiamo a Udine, andiamo al ristorante Al Vapore, il cui titolare ci è stato descritto come un ristoratore seriale. Andiamo a vedere. Beh, io sono tanti anni che lavoro nella ristorazione, quindi la parte del dipendente già l'ho provata e avevo intrapreso anche una parte di imprenditoria in società con altri ragazzi, e adesso ho voluto proprio puntare su di me, sulla mia idea e andare avanti. Io nel mondo della ristorazione sono nuovo completamente e il mio investimento è stato totalmente su Francesco e sulla sua idea, che è appunto nell'ambito della ristorazione da tanti anni, e aveva questa idea che secondo me poteva essere vincente per il centro di Udine. Quindi il mio investimento è stato totalmente su di lui e subito dopo anche sul locale, perché ci è piaciuto da subito e quindi abbiamo pensato che potesse essere vincente. Diciamo la prima volta che abbiamo visto questo posto ci è piaciuto subito e si prestava molto all'idea di business che volevamo fare noi. Io ho lavorato già in un locale simile e mi piaceva riproporlo qua a Udine, sì, abbiamo colto la palla al balzo, diciamo. Secondo me bisogna provare, bisogna buttarsi, però sempre con testa. Bisogna pensare bene alle cose, pensare a tutto, deve essere molto culata la cosa, perché soprattutto in questo momento buttarsi così senza delle basi è difficile. Magari fare delle esperienze anche prima e poi provarci, perché se si hanno delle idee vincenti e si trova anche il posto giusto, secondo me Udine può farti vincere sotto quell'aspetto. Per fortuna i feedback per adesso sono positivi, appunto, e oltre al primo riscontro, quindi sulla parola, no? Che ci dicono che si trovano bene, stanno già tornando, e quindi in 3 settimane se una persona ti torna già 2 o 3 volte, questo ti fa ben sperare per il proseguo e per il futuro. Se si ha una buona idea, la fattibilità c'è, perché non andare avanti, secondo me.
buttarsi, provare, l'importante è rischiare in modo calcolato, non buttarsi alla cieca, perché lì è un po' un rischio, però se si ha una buona idea, innovativa, nuova, che dia spinta insomma al panorama udinese, provare e fare. E allora rischiare ma in maniera oculata, questo ci diceva. E poi abbiamo visto un altro investimento, prima dicevamo il team, il progetto, in questo caso l'investimento sulla persona che convince, nella quale si crede. Ripartiamo da qui. Sì, sì. Ok, grazie. Allora, sulla parte del rischio calcolato, sì e ni, cioè per me è anche no, nel senso che il rischio è sicuramente, va calcolato, diciamo vanno stabiliti un range di tollerabilità e anche un limite di compatibilità rispetto alla sostenibilità cioè delle persone che ci investono e della responsabilità sociale che hai rispetto all'investimento. Però se non hai un po' di follia rispetto a una visione che vuoi raggiungere, e chiaramente questa è commisurata al rischio dell'iniziativa, quindi maggiore è la visione, maggiore il rischio probabilmente legata a questa visione, e quindi sicuramente in questo senso ci vuole un equilibrio tra diverse componenti. I giovani, e per tornare alla competenza, cioè il modo come i giovani oggi vengono percepiti, lo dico da persona che vive in Italia da circa 24 anni, ma che ha vissuto in anche altri paesi con altre culture, il giovane è più affidabile in altri paesi. In Italia l'entità giovane viene percepita spesso come solo inesperienza. E questo è un portato culturale che quando fai un'iniziativa, quando inizi un'iniziativa, sconti moltissimo nell'affidabilità del progetto che presenti. Allora ecco perché capisco i giovani che dicono: ho investito sul progetto di un'altra persona, quanto effettivamente l'affidabilità percepita assegnata da chiunque sia l'investitore ha un valore, secondo me altissima, calcolata, quella sì che va calcolata, perché appunto è intangibile, cioè non può essere misurata. Non so cosa ne pensate. Ma... Andiamo a sentire anche gli altri, soprattutto su questa immagine, sulla percezione, no, dei giovani e dei giovani che vogliono intraprendere. Partiamo da Fabio Passon. Beh, la visione un po', l'ha detto giustamente adesso, è quella che il giovane inesperto sia poco affidabile. In realtà ci sono delle componenti che abbiamo già citato anche prima, come la passione, la visione, degli obiettivi da centrare, la voglia di autodeterminarsi, la voglia di aver fatto, come diceva anche nell'intervento poco fa la persona intervistata, ha fatto delle esperienze, ha visto come si fa un lavoro, ha capito che c'era un margine per introdurre un elemento innovativo, che avete fatto un esempio di cultura anche del lavoro tradizionale, non è necessariamente una startup necessariamente innovativa, può essere un giovane imprenditore in settori tradizionali, ma è riuscito a portare in un settore tradizionale qualcosa di diverso e vuole svilupparlo nel suo progetto. Ecco, questo è l'elemento base per incominciare a fare forse impresa oggi. Ecco, sulla credibilità, affidabilità dei giovani cosa pensa Anna Turato? Anche io penso che non sia tanto il caso di dover fare molto spesso la distinzione tra l'imprenditore giovane e l'imprenditore ex giovane, diciamo così. A volte si ha veramente questa idea che il giovane in quanto tale possa peccare in esperienza piuttosto che in competenza, invece molte volte ci si rende conto che proprio perché magari c'è un diverso livello di approccio agli studi, quindi anche al settore, all'impresa di per sé, penso che non sia tanto il caso di fare la distinzione, cioè il giovane è visto come colui che non ha fatto abbastanza esperienza, che non ha ancora le spalle abbastanza larghe per potersi lanciare in un tipo di impresa del genere. Come si è detto prima, e anche rispetto ai video che abbiamo visto, delle storie raccontate, io penso che quando una persona, giovane o non che sia, abbia una grande passione in quello che vuole fare o che fa, e che soprattutto si costruisce un piano di investimento riguardo una propria idea imprenditoriale, che poi sappia che saprà stare in piedi da sola senza dover ricorrere per forza sempre a un contributo, a un fondo pubblico o quant'altro, penso che quella lì sia la chiave vincente, indipendentemente che una persona sia
di un'età piuttosto che dell'altra. Vediamo e abbiamo anche visto insomma storie di successo di persone giovani che magari con più esperienza o con meno esperienza sono state in grado, anche nella prima storia raccontata, di prendere quella che è stata una pandemia e renderla, trasformarla in una vera e propria opportunità, perché anche quello secondo me è un po' un fattore chiave che definisce la persona come imprenditore, colui che sa prendere quello che succede, quello che muta nel mercato, nel mondo, e sa comunque farlo proprio e renderlo uno strumento vincente. Secondo me quelle sono poi le caratteristiche. Adesso vi raccontiamo un'altra storia. Allora, qualcuno ha una passione che nutre e coltiva fin da quando è bambino, poi insomma si prepara nel corso della vita per raggiungere quel determinato obiettivo, magari ce la fa, poi magari prende un'altra strada. C'è chi una sua passione la coltiva, pensa che il suo futuro sia quello, poi a un certo punto le circostanze della vita ti portano ad intrecciare una strada diversa. È quello che è successo al protagonista della prossima storia, Andrea Menegon, calciatore professionista che a un certo punto cambia strada, incrocia la strada della birra, decide di studiare da mastro birraio e poi utilizza la vecchia casa di famiglia a Enemonzo per avviare il suo birrificio. Vediamo. Ho deciso di aprire il nostro birrificio, il mio in particolare, dopo un po' di esperienza fatta comunque in altri birrifici, quindi fondamentalmente sono 12 anni che faccio questo mestiere. E avevo deciso di fare questo passo per non avere un rimpianto futuro, quindi 5 anni fa ormai è partita questa avventura. Il Covid un attimino ci ha frenato, soprattutto su una startup come la nostra. Nel periodo di maggiore espansione magari c'è stato un freno, però ultimamente devo dire soprattutto d'estate c'è sia richiesta sia turismo, soprattutto dalle nostre parti in Carnia, che ci premia, ecco, perché tante volte soprattutto dopo il Covid la gente adesso preferisce, invece che andare a sieparsi in posti di mare, piuttosto ha riscoperto la montagna, e la Carnia devo dire che offre questi bei paesaggi, bei panorami, di conseguenza anche le attività che la compongono. In Friuli si fa birra molto buona, ci sono vari stili che vengono caratterizzati, ecco, quindi nel nostro caso siamo particolarmente classici, cerchiamo di fare le cose come tradizione comanda, e altri invece cercano di essere più intraprendenti sia come sapore sia come ricerca, e c'è un giusto mix secondo me che rende questa regione importante nel panorama nazionale. Devo dire che ci sono delle realtà importanti che hanno voglia, che hanno fame da questo punto di vista, ed è un notevole banco di confronto, perché ci sono appunto idee nuove, idee diverse, e soprattutto c'è questa voglia di fare dal punto di vista di imprenditoria giovanile che aiuta sicuramente il mondo a espandersi. Le spese che ci sono ultimamente e con meno garanzie dal punto di vista proprio economico non è facile, bisogna avere più o meno le spalle coperte, però credo che con delle idee giuste, con il giusto business plan e con coscienza, secondo me, si possa fare piano piano, magari non come anni fa che si poteva puntare già in alto subito, ma un passo alla volta si può riuscire ad ottenere qualcosa di buono. Credo che sia arrivato il momento per noi di fare un passo in più. Stiamo valutando seriamente l'idea di ingrandirsi, di spostarsi dal punto di vista produttivo in un altro stabile, insomma lo stiamo cercando, stiamo valutando varie proposte, e per cui... Ecco, anche qui vado da Fabio Passon, perché abbiamo parlato di vari investimenti, qui c'è un investimento anche sul territorio, perché decidere di intraprendere quel tipo di attività a Enemonzo significava credere che lì potesse esserci qualcosa che da un'altra parte non si poteva avere. E poi
le storie che abbiamo sentito hanno tutti ingredienti diversi, no? Come sono arrivati all'idea di aprire un'attività, su che cosa hanno scommesso, con quali paure e non paure. C'è chi già pensa a crescere nonostante l'attività sia appunto relativamente giovane. Storie diverse che hanno comunque un filo conduttore che non è secondo me quello dell'età, come diceva giustamente prima Anna Turato, ma è quello insomma di credere in quello che si fa, raccogliere bene le idee, pensarci in maniera approfondita e poi trovare quell'elemento di innovazione che può stare da una parte o dall'altra, ma che è insomma fondamentale poi, no? Sì, condivido quello che stavi dicendo Alessandra. L'esempio ultimo di Ene Monzo è la dimostrazione che non è una zona più o meno frequentata, si parla da anni ed è sicuramente un problema lo spopolamento della montagna, ma se c'è un prodotto corretto da vendere in un determinato luogo si possono cogliere delle opportunità, sono state citate, dopo la pandemia è cambiato anche un po' il turismo, la nostra è una regione con una vocazione di turismo anche slow, come adesso va di moda a dire, quindi di un turismo che non è massificato ma che sceglie degli itinerari diversi. Allora se l'imprenditore si sa porre in questo segmento, magari, faccio degli esempi che non c'entrano con l'intervistato, ma si posiziona ai margini di un percorso ciclabile o propone dei servizi che sono complementari con questo tipo di turismo, sicuramente un'attività anche in una zona meno frequentata abitualmente o non una zona turistica particolarmente rinomata possono dare degli ottimi risultati. A questo se abbiniamo un prodotto come nel caso della birra artigianale che è di qualità, sicuramente la ricetta ha delle chance maggiori di riuscita. Allora abbiamo ancora una pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio, Startupper alla riscossa, il tema di questa puntata. Vi stiamo raccontando un po' di storie di giovani imprenditori che hanno scelto la loro strada, che hanno scommesso su un'idea, su un progetto e ci hanno raccontato i risultati ai quali sono arrivati, come ci sono arrivati. Era iniziata questa trasmissione partendo da due novità della settimana. Una è un percorso, un'iniziativa di Confindustria Udine, Friuli Innovazione, rivolta proprio alle start-up del territorio per accompagnarle in maniera consapevole, diciamo così, in estrema sintesi, verso il mercato. E poi gli ultimi dati, la qualità della vita, la classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, che indicava Udine come fanalino di coda sostanzialmente per quanto riguarda l'imprenditoria giovane. Le storie che vi abbiamo raccontato suonano in maniera un po' diversa, ma come dicevamo all'inizio poi sono dati che vanno interpretati, che vanno inseriti in un loro contesto. Sono storie reali quelle che stiamo raccontando questa sera, poi naturalmente ci sono storie di successo e ci sono anche storie di fallimenti, questo insomma lo sappiamo bene. Prima di ritornare dai nostri ospiti in studio direi di andare a sentire su questo tema Giovanni D'Apozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Anche perché sembra che il Friuli a livello di giovani imprenditori non sia una terra che ne può vantare molti. Questo è vero, il Friuli ha una caratteristica, ha pochi giovani imprenditori rispetto alla media italiana, però ha tantissimi giovani di alta qualità che purtroppo vanno all'estero e quindi vuol dire che il territorio non è in questo momento pronto ad accogliere le potenzialità dei nostri giovani che studiano nell'Università di Udine, Trieste, ma moltissimi anche fuori dalla nostra regione, moltissimi all'estero, quindi che hanno un know-how veramente di spessore, poi non trovano la risposta, vanno all'estero e quindi questo è un limite. Speriamo che però diciamo, da questi piccoli passaggi che abbiamo visto anche sui temi dell'agricoltura, oggi vedremo sui birrifici, ci sia una voglia di fare impresa anche da parte di molti ragazzi e molte ragazze. Cos'altro si può fare per convincerli a rimanere qua e a dare il loro contributo al miglioramento di questa terra? Convincerli deve essere il sistema che chiaramente ha l'opportunità, però anche se vanno fuori e poi non tutti ma qualcuno ritorna, questa contaminazione positiva
perché il fatto di chiudersi, di nascere, studiare, vivere, fare le attività professionali e imprenditoriali nello stesso territorio che fa parte delle nostre culture del passato, forse non è più il mondo di oggi, e quindi se questi giovani si formano, lavorano, hanno esperienze fuori, questo è molto positivo e auguriamoci che qualcuno ritorni. Riparto da Anna Turato. Lei è mai stata tentata di mollare tutto e andare all'estero per un'esperienza o per un trasferimento a più lungo termine? La verità, assolutamente no. Ecco. Io sono da sempre stata convinta che avrei voluto continuare la mia vita, la mia attività qua, perché sono profondamente innamorata di questo territorio, ma anche poi del lavoro e del settore, insomma, dove sono. Sicuramente il fatto comunque di uscire, che non sia per forza di cose, almeno parlo per quello che è il mio settore ovviamente, andare all'estero, ma comunque la possibilità di uscire, di fare esperienze sicuramente arricchisce e poi è tutto un di più che una persona, un imprenditore con la giusta intelligenza può riuscire ad apportare in quello che è il proprio insomma, lavoro. Quello assolutamente. Un'altra domanda, ma l'Italia è un paese per giovani? L'Italia è un paese per giovani? È una domanda difficile. Allora, sicuramente, come è stato detto, sono tanti i giovani che scappano, però è altrettanto vero che poi in tanti ritornano. O magari vorrebbero ritornare, o magari ma non trovano mai le condizioni. Magari no? vorrebbero ritornare. Io mi sento comunque di dire una cosa, come gruppo Coldiretti Giovani Friuli Venezia Giulia, e come poi accade in tutte le altre regioni, noi abbiamo attivo uno sportello di tutoraggio, chiamiamolo così, per giovani che vogliono affacciarsi a questo settore, quindi dal niente partono e vorrebbero sapere qual è la ricetta, l'ABC per poter investire in questo tipo di settore. E devo dire che appunto, nonostante si dica che in tanti giovani scappano, in tanti appunto poi non fanno ritorno, in questi 5 anni ormai che ho passato all'interno di questa associazione, sono stati veramente svariati i giovani che provenivano proprio da tutt'altro mondo, dalla giurisprudenza piuttosto che da professioni sanitarie, piuttosto che veramente da diversi contesti, che però invece volevano e vogliono, poi me lo auguro che siano rimasti, questo non lo so, mettere radici qui, comunque avere ancora il senso di quella che è la propria terra, il proprio territorio, quindi penso che comunque questo possa dare un significato di quello che è nella risposta se l'Italia è un paese per giovani. Comunque se c'è qualcuno che torna qualcosa vorrà pur dire, no? La prendiamo così, la leggiamo così. Allora, siccome siamo arrivati alle battute finali di questa puntata, è arrivato il momento del dessert, del dolce. Vi portiamo in una pasticceria per raccontarvi l'ultima storia di questa sera, la storia di Jacopo Tuti, una laurea in giurisprudenza e poi la decisione di dedicarsi alla pasticceria. Tra questi due mondi che sembrano tanto lontani c'è un punto in comune, un punto di contatto che è la sostenibilità. Poi sarà lui stesso a raccontarci il perché. 3 mesi fa l'avvio di una nuova attività a Pagnaco con il laboratorio del dolce, e in questo arco di tempo, che è insomma breve, brevissimo, è passato già da 3 a 8 dipendenti e ne sta cercando anche altri. La sostenibilità è il suo pallino. Sentiamolo. Io ritengo che Pasticceri sia una specie di vocazione di vita più che un mestiere. Mi sono laureato a Roma con una tesi in diritto ambientale e tutela diritto ambientale internazionale, pertanto poi ho voluto seguire questa mia idea di sostenibilità nell'imprenditoria, pertanto ho cercato di aprire una pasticceria che si possa definire in qualche modo
ecosostenibile. Abbiamo una coppia di Artofex, una planetaria, una tuffante degli anni 30, e dall'altra parte del laboratorio abbiamo 4 macchinari a tecnologia 4.0. Sono molto importanti sia per garantire una standardizzazione del prodotto, ma in tempi anche come questi ridurre l'impatto energetico e pertanto inquinare meno. E quando io vedo un mio panettone che lievita in forno bene, so che dentro non c'è niente, perché io non uso conservanti, non uso additivi, uso solo materia prima pura, quindi l'uovo, il burro, la farina. Questo comunque rincuora. Quest'anno io ho sbagliato una cinquantina di panettoni, li ho esposti come panettoni brutti ma buoni e sono riuscito a venderli in un paio di giorni, e la gente diceva: io non me ne faccio nulla di un panettone brutto, però per darti una mano lo prendo. Quindi il contatto col pubblico e poi comunque la coscienza di fare un prodotto eccezionale. L'innovazione è un dovere che noi abbiamo, e non tanto nel creare nuovi prodotti, ma cercare di fare i prodotti a tradizione in maniera innovativa. Ora è il tempo di fare una gubana diversa. Ho scelto questo lievitato, impasto la pasta, scusate, 3 volte. Questa è una ricetta che si è ritenuta scomparsa alla fine degli anni 80. Io l'ho riportata. Mi piace un po' questa idea di riportare cose che non, tecniche scomparse, l'ho riportata e l'ho inserita in un circuito di 4.0, quindi ci sono le macchine che sono state configurate per fare il prodotto sempre conforme. Un'altra tecnica che non si vede più è la marmellata con la macerazione, quindi io prendo la frutta, la metto con lo zucchero, la lascio macerare, il giorno dopo vado in cottura e poi la invasetto. Assolutamente c'è mercato, il problema rimangono i costi. Io in 3 mesi mi sono ritrovato ad avere 8 dipendenti, però in questo momento io pago più tasse che stipendi. Io vorrei comprare altre macchine, vorrei ampliare la gamma dei prodotti, vorrei fare più cose, ma purtroppo rimango legato dall'eccessivo costo della manodopera che paghiamo a causa delle tasse, non a causa degli stipendi alti. Ecco, Fabio Passon, faccio un giro, una battuta finale con tutti. Insomma, queste poi sono le difficoltà. Chi vuole crescere, vuole investire, dice: mi piacerebbe tanto farlo, ma qua pago più tasse che stipendi, quello che vorrei investire per comprare magari nuovi macchinari o per assumere una persona in più lo devo destinare alle tasse. Questo è. Beh, questo fa parte anche delle skills che dicevamo che l'imprenditore deve avere, cioè non deve essere solo competente, avere idee innovative. Abbiamo visto un bellissimo esempio di connubio tra la tradizione e l'innovazione, le vecchie ricette Industria 4.0 con le macchine che in qualche modo ti rendono conforme il prodotto, però bisogna ricordarsi che si deve partire dal business plan, come dicevamo prima, per cui oltre all'idea imprenditoriale deve esserci la sostenibilità economica. Non è questa la sede per fare discussioni sul cuneo fiscale, però direi che oggi questo è il panorama che abbiamo, e quindi noi imprenditori dobbiamo renderci conto che questo è una soglia, uno sbarramento, e dobbiamo trovare delle soluzioni tali per far crescere le nostre aziende compatibilmente con i costi alti che abbiamo da quel punto di vista. Una considerazione finale anche da annaturato rispetto a quello che abbiamo sentito questa sera. Sì, condivido assolutamente quello che ha detto anche Fabio. Purtroppo quello è un problema che riguarda non solo l'imprenditoria giovanile, ma un po' tutta la classe imprenditoriale. Quindi io devo dire che ho ascoltato con enorme piacere tutte queste storie, perché sono state storie di successo, ma secondo me anche di forte stimolo rispetto a quello che potrebbe anche essere da parte di chi ci guarda a casa anche uno stimolo per chi vorrebbe avvicinarsi al mondo imprenditoriale, magari anche trovare la grinta e la forza di provare a investire in un proprio progetto. Quindi sì.
questo mi sento di dire. Allora, solo una considerazione, queste non sono storie eccezionali, nel senso, ce n'è tante da poter raccontare in questo territorio, ne abbiamo scelte alcune, avremmo potuto raccontarne molto di più, i tempi erano stretti, non ce l'abbiamo fatta, e poi abbiamo anche sentito dei giovani imprenditori che purtroppo in questi giorni non avevano tempo da dedicarci perché pieni di lavoro. Insomma, questo credo sia un bel segnale, un altro bel messaggio, non per noi che non abbiamo potuto raccontare tutto quello che avremmo voluto, ma insomma buon per loro, direi questo. Allora, anche a Dajana Mejias Roman chiedo una considerazione finale, magari un messaggio anche da lanciare a potenziali start-up o giovani imprenditori che magari sono lì e si stanno chiedendo: ma allora lo faccio, non lo faccio, ci provo, non ci provo. Allora, sì, ci sono sicuramente tante difficoltà da tenere in considerazione, però io faccio una chiamata alle armi di responsabilità per i giovani che hanno il desiderio di creare un impatto attraverso la propria impresa, attraverso la propria idea, sicuramente un prodotto. Però io chiamo, e lo vedo anche nella selezione verso dei giovani che stiamo svolgendo in questa fase di crescita delle start-up. I giovani vogliono essere ingaggiati in un progetto di senso, e quindi sia che lo fanno, cioè che tu stia creando qualcosa imprenditoriale, il progetto di senso attrae i giovani, e sia che tu sia un imprenditore che ha un'idea da realizzare, vedo che è molto centrata. Le start-up oggi giovanili nascono con progetti che vogliono creare un impatto forte o sulla sostenibilità o sulla società o su diversi aspetti economici. Credo che questo sia un aspetto bellissimo che il sistema deve prendere in considerazione. I progetti di senso sono oggi alla base della crescita economica, e quindi non possiamo rimanere indifferenti. Bene, quindi start-upper alla riscossa, forza. Grazie allora ai nostri ospiti per il contributo che hanno dato a questa serata, ai tecnici in regia, grazie naturalmente anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.